Autovettura fuori strada all'innesto fra la statale 640 e la provinciale per Favara da un lato ed Aragona Caldare dall'altro. Un bilancio pesante quello emerso nel pomeriggio di ieri in seguito ad un incidente autonomo le cui cause sono ancora del tutto da chiarire, che ha portato alla morte di Michele Palumbo, 68 anni, carpentiere in pensione originario di Casteltermini. Con lui su quella Peugeot 206 altre due persone, sono due donne di 42 e 46 anni, parenti della vittima che sono rimaste ferite ma che non sono in pericolo di vita. Una di loro era alla guida dell'auto. Il sinistro si è verificato all'altezza del bivio per Favara e Aragona, nelle vicinanze della casa cantoniera dell'ANAS, in prossimità di una curva. L'auto guidata da una delle due donne che trasportava Palumbo sarebbe sbandata attraversando uno spartitraffico, finendo poi con il ribaltarsi. Michele Palumbo, che era dal lato passeggero, non ha avuto scampo, è stato balzato dall'abitacolo morendo quasi sul colpo. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che hanno trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento le due donne rimaste ferite. Presenti anche carabinieri e polizia stradale che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pensionato che era già morto all'arrivo della prima ambulanza. E sangue agrigentino in Germania, vittima di un altro incidente stradale, una giovane 21enne di Palma di Montechiaro che avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero. A nulla sono serviti soccorsi, la ragazza è morta sul colpo.